Per secoli, la composizione della porcellana cinese rimase un mistero per gli occidentali. La porcellana è composta da una miscela di caolino, un'argilla bianca refrattaria, e di baiduns, letteralmente piccoli blocchi bianchi, un materiale feldspatico. Questi due ingredienti sono comunemente chiamati dai cinesi le ossa e la carne della porcellana. I primi esempi di vasellame di porcellana in Cina si datano all'epoca della dinastia Tang. Ma solo intorno al X e XI secolo, all'epoca della dinastia Song, i vasai cinesi arrivarono a una composizione ottimale del corpo ceramico e della vetrina. Nonostante le porcellane più note siano parte della famiglia bianca e blu, la porcellana con coperta monocroma della dinastia Qing occupa un posto di grande rilievo. Combinando in diverse percentuali gli ossidi metallici, i vasai cinesi erano in grado di ottenere un'illimitata varietà di colori. Anche le forme si adattarono al gusto dell'epoca, riprendendo in parte modelli antichi o elaborando nuovi e originali profili. Nella collezione del Museo d'Arte Orientale di Venezia figurano esempi di vasi monocromi blu, rivestimenti chiamati rosso sangue di bue, polvere di tè, e alcuni esempi di celadon.